migliorare la scuola attraverso l'occhio delle seconde generazioni, come migliorare i servizi pubblici attraverso l'occhio delle seconde generazioni, come migliorare la comunicazione attraverso l'occhio delle seconde generazioni, oppure rischiamo solo di magari concepire un piccolo risultato, che è quello di cambiare questa legge, ma senza una riflessione più complessiva sulla nostra società e come sta cambiando ed è cambiata. In questo senso la battaglia sulla cittadinanza per me è importante, perché deve essere l'opportunità per aprire una pagina su tutto il nostro Paese, sui suoi valori, su come noi viviamo il rapporto con la nostra Costituzione, il nostro senso di essere Paese, di essere nazione, di essere parte di una comunità. E allora, se la sfida è questa, io sono pronto a sfidare chiunque oggi per trovare insieme una modalità nuova di sentirci tutti quanti parte dello stesso Paese, perché di fronte al rischio di emarginare una generazione intera, io preferisco dialogare anche con quelli più lontani da me, sperando di trovare una via convergente. Però questo clima, questa consapevolezza, oggi purtroppo manca, perché noi viviamo in un dibattito malato da un'esasperazione della paura, che è un sentimento irrazionale, ma che non ci permette di discutere concretamente dati alla mano, come fa questo libro, e su quanto non solo la cittadinanza va riconosciuta a quei ragazzi, ma quanto è conveniente in tutti i sensi abbracciare questa nuova generazione e farla nostra, perché abbiamo tutto l'interesse ad avere questi ragazzi dalla nostra parte e perché il nostro Paese avrebbe una marcia in più con il loro contributo, ma è anche altrettanto oggi possibile per il nostro Paese dare anche una sintesi nuova a tutta l'Europa, dove effettivamente si naviga un po' a vista. E chiudo davvero, sono d'accordo con te, il terrorismo non si combatte solo con gli F-24. Io mi aspetto ancora da questa Europa, fantomatica Europa, un summit su il perché sono falliti quei modelli di integrazione. E questo è mancato e quello invece è l'elemento centrale, che oggi è ancora assente anche dalle nostre discussioni. Io per questo mi metto dall'altra parte del tavolo e faccio una domanda, approfitto dell'occasione che c'è un onorevole rappresentante delle istituzioni, in questo caso rappresenta l'Italia. Mi fingo molto più giovane, ho 18 anni, mi offrono $100 al giorno, l'emozione di un mitra tutti i giorni con me, avventura, possibilità di divertirmi, di stare con i miei coetanei. Donne. Qual è l'alternativa che tu, Stato italiano, mi offri? Ma in questo momento l'alternativa è molto blanda, nel senso che noi abbiamo anche un problema serio di un immaginario collettivo che di fatto fa di tutto per far sentire questi ragazzi comunque estranei, quindi noi di fatto già li abbiamo consegnati al nulla, perché o questi ragazzi hanno delle famiglie particolarmente attente e che investono su di loro, sulla loro formazione, oppure magari non finiranno nelle braccia dell'ISIS, ma comunque sono in balia di tutto quello che li circonda, e già lo vediamo questo, e forse non siamo in grado di leggerlo ancora con occhi molto attenti, ma basterebbe leggere i dati sull'insuccesso scolastico anche in regioni come quella dove sono cresciuto io, l'Emilia Romagna, per capire che c'è già qualcosa che non va. Cioè non finiranno nelle mani dell'ISIS, ma diventeranno purtroppo un gruppo molto ampio di giovani disadattati, disintegrati, come racconta un bellissimo libro di un ragazzo di seconda generazione che consiglio di leggere. C'è un elemento forte di rischio che mette insieme, guarda, non solo i giovani figli di immigrati in Europa, ma anche i giovani tunisini, per esempio, che è la prima emergenza oggi in Tunisia, quella di chi sono circa 4.000 i giovani tunisini che non erano né estremisti né integralisti, che hanno abbracciato il richiamo dell'ISIS per i motivi materiali, ma anche motivi immateriali. E questo è un altro aspetto su cui noi forse dobbiamo indagare un po' di più. Cioè, che schema di valori noi offriamo oggi ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Lì vanno giovani, ma vanno anche giovanissimi. Molti vanno perché ovviamente trovano lì uno spazio, un ruolo, li vengono affidati incarichi, c'è una scala incredibile di gerarchie, di funzioni, eccetera. Ma molti vanno anche lì perché pensano di fare il gioco alla legione straniera, e moltissimi ancora trovano lì l'immaginario della ultima filmografia che abbiamo avuto negli ultimi anni, cioè l'idea
di poter finalmente essere davvero dentro un film. Ci sono 2 libri interessanti, 2 romanzi, Islam Punk, uno di Allah Superstar, è un altro di questi libretti, che racconta questa generazione di giovani oggi, musulmani, totalmente distanti da quella che è la pratica religiosa, ma che ritrovano un fascino in qualche modo, in questa adesione a un'identità lontana, ma che li fa sentire semplicemente più fighi, diversi dai loro compagni, che nel sentirsi respinti loro lì ritrovano e recuperano piano piano un'identità dove addirittura i loro genitori diventano miscredenti, diventano non conformi a quello che loro ritengono sia Islam. Quindi il pericolo, io penso ci sia oggi, di una deriva in qualche modo estremista, e soprattutto noi in questo momento non abbiamo la consapevolezza del peso, del costo che questo potrebbe comportare per il futuro. Non solo un costo economico, ma un costo anche in termini di disgregazione sociale, dove gli anticorpi però ci mancano. Perché se in altri paesi, bene o male, come sta avvenendo in Francia, e chiudo, c'è una reazione consapevole dei loro errori molto forte, un senso di unità molto forte, non a caso la Le Pen ha perso la scommessa nel fare la manifestazione contro la marcia di Parigi. Noi qui io vedo il ritorno invece di una becera propaganda xenofoba, a tratti, non voglio ripeterlo qui, insomma, neofascista, dove tutto è lecito, tutto è sdoganato, e qui io penso che magari Salvini non vincerà le prossime elezioni, ma nel frattempo rischia di vincere una sfida culturale dove piano piano, diciamo, nell'immaginario collettivo anche di tanti miei amici, tanti nostri compagni di viaggio, si inseriranno alcuni virus della paura, della diffidenza, alcuni stereotipi che sarà molto complicato e difficile estirpare in futuro. Ora, prima di passare la parola all'autore e ai colleghi sociologi, vorrei spiegare perché un libro di sociologia, prima che se ne vada, perché so che è preso da impegni l'onorevole, perché vorrei fare una richiesta politica. Innanzitutto, perché questo libro non poteva essere fatto da un giornalista? Perché sia il politico che il giornalista hanno la verità in tasca e quindi ognuno dà la sua motivazione, l'integrazione, piuttosto che il fascino delle armi. Noi facciamo prima dare un'interpretazione che ad analizzare il problema. Dato che si tratta di vite umane, le nostre, e di un fenomeno molto importante, che tra l'altro ha un costo sociale ma anche economico molto rilevante, mi sembra sacrosanto che sia un sociologo a dirci per quale motivo un ragazzo si fa irretire dalla jihad. Prima ancora di andare a indagare chi sono quelli che invocano la jihad, per quale motivo lo fanno, le ragioni geopolitiche, l'opportunità o meno, quanto è importante la religione, quanto non lo sia, quanto sia una speculazione, tutte cose che noi possiamo scrivere tutti i giorni e raccontare in 1000 salse. Possiamo raccontare la xenofobia, tutto quello che ci pare, però resta che le motivazioni reali le può indagare soltanto uno studioso e non certo uno che si improvvisa come me o uno che è chiamato comunque a rispondere a un elettorato. Pertanto io mi domando sinceramente per quale motivo lui ha fatto un'indagine che è molto molto bella. Quando lo leggerete vi renderete conto di quanto è bello e piacevole leggere le risposte delle 100 persone che ha intervistato banalmente su pochissimi temi che già comunque permettono di capire che esistono diverse tipologie di immigrati di seconda generazione e che ciascuna di queste risponde in maniera diversa a determinate domande. Per quale motivo non si investa economicamente subito in un sondaggio sociologico fatto con i criteri tipici della sociologia per capire per quale motivo un ventenne, io ho fatto una domanda buttata lì, per quale motivo un ventenne invece di iscriversi a una squadra di calcio, piuttosto che a un corso di danza, decide di fare questa avventura, perché secondo me a quell'età è un'avventura, perché solo in questa maniera poi possiamo capire quali sono le strategie da adottare per bloccarli. Così come sono stati bloccati tanti fenomeni giovanili, si potrebbe bloccare anche questo con una giusta politica che magari va nell'integrazione, magari la risposta è la cittadinanza. Non possiamo improvvisarci nelle risposte. Certo lui ha la vista lunga e quindi io mi sento di ascoltarlo
perché ha già avuto ragione una volta. Però mi domando per quale motivo, invece di stanziare i soldi per il Ministero della Difesa, i militari che non possono entrare in casa mia e vedere da casa del mio vicino e capire che cosa succede nella testa di un ragazzino, perché non investire anche magari con gli altri paesi europei in un'indagine che ad oggi non mi risulta esistere sulle motivazioni dei nuovi combattenti tra gli immigrati di seconda generazione, visto che è così importante? Ma sicuramente sarebbe ottimo. Oggi abbiamo ovviamente abbiamo tante ipotesi di tanti esperti, più o meno esperti o improvvisati esperti, però sarebbe fondamentale. Io oltre a questo aggiungerei anche un'indagine sulle famiglie, perché il problema vero sono anche le famiglie che molte volte faticano a seguire i loro figli, perché poi c'è un problema anche di disgregazione interna alle case dei figli di immigrati, soprattutto le famiglie musulmane, dove poi i figli escono fuori controllo, i genitori hanno altri tipi di esigenze, problemi, insomma è un tema molto serio, quindi io non posso che provare a rilanciarlo. Noi abbiamo tra l'altro istituti pubblici che fanno questo lavoro, e oltre alle università con cui si creano progetti ad hoc. Quindi secondo me può essere un'iniziativa sicuramente importante e da accompagnare però a una cosa di cui non si parla molto in Italia, ma sta avvenendo in altri paesi, perché per fortuna noi il nostro campione di foreign fighters è più ridotto, sembrerebbe più ridotto rispetto agli altri paesi. Quello delle storie di chi torna oggi. Noi abbiamo oggi decine di ragazzini in fila sul confine che tramite Skype eccetera implorano di poter rientrare impuniti perché hanno capito di aver fatto la stupidaggine o di essere stati illusi eccetera. E un bel progetto sarebbe quello di raccontare le loro testimonianze, e quindi questo è anche una controffensiva comunicativa e mediatica e soprattutto una controstrategia contro anche i geni del male dell'ISIS, cioè quello di raccogliere le testimonianze di questi che sono tornati e che oggi hanno capito di aver sbagliato, che quello non era l'Islam, che quella non era la loro guerra, e quindi questo può essere anche altrettanto efficace, oltre a una narrazione positiva che noi abbiamo bisogno, di cui abbiamo un drammatico bisogno oggi, cioè raccontare le madri che a Tunisi manifestano contro l'ISIS che li ha portato via i loro figli. Per me quella è una notizia che andrebbe data nel telegiornale delle 8, e quindi ti rilancio anche te la palla, collega giornalista. Guarda, io ti dico... Sarebbe davvero bello e importante investire su questo tipo di comunicazione, senza negare le notizie ovviamente che ci fanno paura, ma raccontare, per me, quelle 200 mamme che a Tunisi hanno manifestato contro il terrorismo avrebbe un effetto fondamentale su un senso anche di ottimismo, cioè dire gli islami musulmani, ci sono ovviamente i 100 che possono fare molti danni, ma ci sono milioni che oggi vivono anche loro nella paura di poter subire questi attentati. Qua dentro c'è un'altra notizia, ci sta uno dei tanti indagati da lui che... nel senso di sociologicamente parlando, uno dei ragazzi di seconda generazione che non si sente italiano, uno di quelli che lui inserisce tra la categoria 50-50, rivendica orgogliosamente le proprie origini, però dice: ci fosse una guerra io combatterei immediatamente per l'Italia, che è una dimostrazione, e magari questa persona non ha ottenuto la cittadinanza, certo, che è la dimostrazione che appunto la realtà è molto complicata e paradossalmente non è detto che siano i più integrati quelli i più sani, i più sicuri, ma che il processo è complesso. Allora, la cosa fondamentale di questo aspetto qui è la comunicazione, la manipolazione. Tutti abbiamo visto i video che ci ha fornito l'ISIS, perché l'ISIS è stato in grado di entrare immediatamente nell'agenda delle nostre notizie, con dei filmati molto brevi, molto efficaci, che rivelano comunque una certa capacità di comunicazione, e pertanto qui ci sta Marco Bruno dell'Università degli Studi della Sapienza, che ci spiegherà un attimo, ci spiegherà il loro progetto sullo studio della comunicazione, considerando che parliamo dello stesso istituto che ha studiato anche il linguaggio delle Brigate Rosse, quindi stiamo parlando di una cosa molto seria e molto importante. Però prima ancora, perdonami se passo la palla a Milena Gambetoni dell'Università degli Studi Roma 3, vorrei che
sappiate, conosciate rapidamente che cosa c'è in questo libro, che ripeto essere molto molto interessante sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista giornalistico. Io faccio la solita cosa da politico, se no voi direte che sono assenteista. No, noi abbiamo sfruttato il più dovuto. possibile per come potevamo, capiamo benissimo. Assolutamente. Scusate, Innanzitutto lo ringraziamo per questa partecipazione. E buon lavoro, perché comunque... Buonasera. Io ho letto con grande scioltezza e piacevolezza questo libro e spesso noi stessi sociologi temiamo di leggere i libri dei colleghi perché si utilizzano purtroppo spesso linguaggi astrusi, lontani appunto dalla società, da quello che accade effettivamente nella società e come parlarne, quale linguaggio utilizzare. E non è il caso però assolutamente di questo libro. Il primo complimento è proprio questa capacità comunicativa che rende facile la disamina, questo grande lavoro di disamina, di interpretazione, di confronto della letteratura sia nazionale che internazionale che affronta il problema dell'immigrazione, quello che noi chiamiamo la sociologia dell'immigrazione. E Marco Orioles si muove tra queste teorie ma non le descrive, le interpreta, le critica, presenta delle soluzioni che tra l'altro è la grande sfida della sociologia. Il sociologo non deve solo descrivere, interpretare, che già di per sé è un lavoro enorme, descrivere e interpretare la realtà, ma proporre delle soluzioni, prevedere questi fenomeni, l'evoluzione di questo fenomeno e dei correttivi. Cosa si fa nel caso in cui accadrà, no? Quello che purtroppo vediamo tutti quotidianamente. Marco Orioles arriva a questo, che di solito invece viene trascurato purtroppo dai sociologi. Non ruba il lavoro ai giornalisti, perché in realtà i sociologi dovrebbero proprio vivere la nostra vocazione, è quella di fare inchiesta. Sì, ma di solito di lo fanno in maniera diverso. noiosa, mentre io sono arrivato a pagina Sì. 60 di un fiato e per questo mi sono risentito un po'. Però siamo anche simili, in realtà i sociologi hanno un po' rubato gli strumenti del mestiere agli psicologi e ai giornalisti perché noi dobbiamo fare inchieste e forse il ruolo del sociologo è un po' in crisi anche per questo, perché sta venendo sempre un po' meno il dialogo che invece oggi per fortuna abbiamo tra la sociologia, le ricerche di sociologia utili al governo, alla politica, proprio perché i sociologi dovrebbero essere in grado di proporre delle soluzioni, come affrontare problematiche sociali. E vi premetto, adesso scopro un po' le conclusioni del libro di Marco Orioles, perché lui giustamente dice dobbiamo superare questa sindrome che a volte attanaglia la popolazione d'assediamento ai luoghi comuni, che gli immigrati rubano il lavoro agli autoctoni, insomma sono tutti luoghi comuni che però purtroppo vediamo, ad esempio di Salvini, funzionano molto bene. E Marco Orioles dice no, andiamo a vedere il potenziale di questa popolazione di immigrati e delle seconde generazioni, che è quello di allora parlano chiaramente lingue straniere, più di una, purtroppo hanno grandi difficoltà non aiutati dal nostro sistema formativo educativo ad appropriarsi bene della lingua italiana, però allora